L'incontro con i parlamentari varesini era previsto per mercoledì 16 febbraio, ma è saltato per un inconveniente tecnico. Salvo nuovi imprevisti, potrebbe tuttavia essere rimesso in agenda già per domani. Il sindaco di Cassano, Nicola Poliseno, è infatti determinato a portare avanti la battaglia per eliminare il pagamento del pedaggio al casello autostradale di Gallarate, una crociata che il territorio invoca da 30 anni e che Poliseno ha abbracciato fin dal 2020. Non solo, pensando alle tante imprese della zona che ogni giorno pagano il ticket, ma anche, e forse prima ancora, come amministratore locale, perché Cassano, e non solo Cassano, pagano un dazio pesante in termini di traffico che attraversa il centro abitato per tutti quegli automobilisti che per evitare il casello si riversano sulla viabilità locale, a cominciare da via Bonicalza, auto ma anche tanti camion. Un conteggio compiuto prima del lockdown aveva rilevato il passaggio di 617 veicoli in 2 ore nel punto in cui la provinciale per Busto si innesta su via 4 novembre. Una fetta importante di quel traffico è rappresentata dai mezzi che tentano il salto della barriera ed è a partire da questi numeri che il sindaco di Cassano vuole convincere la politica ad intervenire.